Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-Covid che lascia intravedere una svolta per il Paese. Da oggi il coprifuoco si sposta alle 23. Definita la ripartenza per tutte le attività ancora in sospeso, manca solo il via libera per le discoteche. Un passo avanti molto importante rispetto al decreto del 26 aprile, commenta il Presidente Federica, che si aspettava qualcosa in più sul coprifuoco. Nel complesso, dice, comunque il governo ci ha ascoltato. Prudenza e gradualità sempre ricorrenti, ma il nuovo decreto sulle riaperture ha decisamente il sapore della svolta. I dati epidemiologici e l'andamento della campagna vaccinale, un italiano su 3 ha ricevuto almeno la prima dose, hanno convinto il Comitato Tecnico Scientifico, la cabina di regia e il governo ad allentare le misure anti-Covid e il Friuli Venezia Giulia si prepara anche al passaggio in zona bianca dal 1° giugno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che entrerà in vigore il 19 maggio. Il coprifuoco slitta in zona gialla da oggi alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte, per poi sparire da lunedì 21 giugno. Dal 1° giugno ristoranti e bar potranno aprire sia a pranzo che a cena, anche al chiuso. Dalla stessa data si potrà nuovamente sorseggiare il caffè al bancone. Già dal prossimo fine settimana aprono mercati e possono alzare le serrande pure il sabato e la domenica i negozi che sorgono all'interno dei centri commerciali. La riapertura delle palestre è stata anticipata di una settimana e fissata per lunedì 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1° luglio. Torna al pubblico negli stadi e in tutte le competizioni sportive con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso. Via libera ai matrimoni dal 16 giugno con il Green Pass, mentre dal 15 sarà consentita l'apertura dei parchi divertimento. Il 22 maggio riaprono gli impianti di risalita. Dal piano delle riaperture restano al momento escluse le discoteche e le sale da ballo. Quanto alle visite da parenti e amici, resta il limite delle 4 persone. Il decreto introduce nuovi parametri per la classificazione delle regioni, non più l'RT, ma l'incidenza e il tasso di ospedalizzazione. Sulle riaperture, commenta il presidente della regione Massimiliano Federica, è stato fatto un passo avanti molto importante, un netto miglioramento rispetto all'impostazione del decreto del 26 aprile. Per Federica vanno bene lo spostamento in avanti del coprifuoco, l'apertura nei fine settimana dei centri commerciali, la possibilità di festeggiare i matrimoni, la riapertura di palestre e parchi tematici e benissimo la modifica dei parametri per stabilire il colore delle regioni. Secondo il presidente si poteva essere più coraggiosi sul coprifuoco ed è troppo distante la data del 1° luglio per riaprire le piscine al chiuso. Nel complesso, conclude comunque Federica, il governo ci ha ascoltato. Anche i big del nuoto lanciano l'hashtag Salviamo le piscine, lanciando un appello al governo per la riapertura anticipata degli impianti al coperto. A loro si uniscono anche la Federazione Nuoto e l'Unione Nuoto Friuli, che dice ci trattano come se fossimo degli untori. Invasi dall'hashtag Salviamo le piscine. Anche i campioni del nuoto ci hanno messo la faccia, lanciando un appello al governo per la riapertura degli impianti al coperto. Ci sta trattando come dei veri untori, quando in realtà sapete tutti benissimo che abbiamo a che fare con il cloro, e non lo dico io come gestore, ma lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che studiando il caso specifico delle piscine ci dice che la presenza del cloro, che ha un'azione battericida e disinfettante in vasca, è presente per evaporazione anche negli altri ambienti di tutta la struttura, e che è sufficiente in base alla sua concentrazione a sterminare il virus. Dunque, ripeto, sulla base di questo non capiamo questo accanimento governativo. In ogni caso noi siamo pronti per accogliere in piena sicurezza i nostri clienti, che non vedono l'ora di tornare in acqua. Saranno 1.000 i posti disponibili per gli ultimi 3,5 km di salita dello Zoncolan, da Rifugio Moro alla cima. Un'ulteriore riduzione dovuta al perdurare della neve e alla necessità di garantire la sicurezza sulla cima. Dunque 850 persone potranno prenotarsi tramite il sito di Promoturismo, lasciando biciclette e auto a Rifugio Moro e salendo a piedi in vista del Giro d'Italia, che passerà in Friuli
Friuli. Altre 150 invece potranno accedere al Kaiser dalla funivia di Ravascletto. È una scelta sofferta, ha spiegato Enzo Cainero, ma uno Zoncolan senza pubblico non sarebbe stato accettabile. Libertà invece per il pubblico da Sutrio, Lenzo Mauro, nei primi 9 km di salita, con le raccomandazioni di mantenere la mascherina ed evitare gli assembramenti. Lo stesso vale su tutto il percorso, sia della tappa da Cittadella allo Zoncolan, sia per la Grado Gorizia. Questa mattina è giunta la triste notizia della scomparsa di Franco Battiato. Il maestro si è spento a 76 anni nella sua Sicilia. L'artista aveva un forte legame con il Friuli. Udine e Grado su tutte avevano anche segnato il percorso di crescita del maestro. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita. Italia e Friuli in lutto. Questa mattina si è spento a 76 anni nella sua casa di Milo in Sicilia Franco Battiato, cantautore, compositore, innovatore e precursore tra i più amati della scena italiana. Non solo un grande musicista, fu infatti paroliere, regista, pittore, poeta e politico. Malato da tempo, Battiato aveva tenuto uno dei suoi ultimi concerti a Palmanova il 29 giugno 2017 davanti a 3.000 spettatori. Fu un concerto straordinario, unico, che tenne insieme ai musicisti della Royal Philharmonic Concert Orchestra, con la quale 2 anni dopo avrebbe inciso l'album discografico intitolato Torneremo ancora, ultimo testamento al mondo della musica. L'ultimo album ha per copertina un'immagine scattata su una spiaggia di Grado. L'isola d'Oro da sempre era nel cuore del grande artista catanese, tanto che nel 1982 le dedicò la canzone Scalo a Grado, inserita nell'album L'Arca di Noè. Ma il legame tra Battiato e il Friuli Venezia Giulia inizia già negli anni 60, quando dalla sua Sicilia fu spedito a Udine a svolgere il servizio militare alla caserma Spaccamela di via Cividale, esperienza che il maestro ricordava sempre, durante la quale conobbe un altro cantautore, il commilitone Yuri Kamisasca. Loris Tramontin, presidente di Azalea, ha organizzato tutte le tappe che Battiato ha tenuto nel nord-est fin dai primi anni '80, dalla prima data di Villa Manin, all'epoca dell'era del cinghiale bianco, a quella in Piazza Grande, nella città stellata. Semplicemente era un grande, racconta, una persona vera, corretta, un musicista eccezionale, sempre educato, un grande signore, dote davvero rara. Siamo alla cronaca, sospensione dell'attività per 10 giorni per una birreria di Polcenigo aperta oltre l'orario consentito e con all'interno clienti intenti a bere, tutti multati. Da 1 anno i vicini si lamentavano per rumori molesti e schiamazzi. Schiamazzi, rumori, violazione delle norme anti-Covid e una serie di interventi delle forze dell'ordine nell'ultimo anno. Per questo la birroteca Due Muri di Polcenigo si è vista notificare un provvedimento di sospensione dell'attività per 10 giorni da parte del questore di Pordenone Marco Odorisio. Il locale negli ultimi 12 mesi è stato al centro di diverse segnalazioni da parte dei residenti limitrofi per disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore serali e notturne, e i carabinieri della locale stazione, intervenuti a più riprese, hanno potuto constatare la presenza nel locale di persone in stato di ubriachezza o gravate da precedenti, tanto che lo scorso agosto alla titolare della birroteca era arrivata una diffida disposta dal questore. Nonostante questo, la situazione non è migliorata e nella serata di venerdì 14 maggio un controllo della polizia ha riscontrato come all'interno del locale, oltre l'orario consentito, vi fossero avventori che bevevano. Per questo 7 clienti e la titolare sono stati sanzionati con 400 euro di multa a testa e alla birroteca sono stati inflitti 5 giorni di sospensione, ai quali ora se ne aggiungono altri 10 per i fatti accertati. 29 migranti sono stati rintracciati questa mattina tra Udine e Pradamano dai carabinieri del capoluogo friulano. Si tratta di cittadini stranieri, per lo più pakistani, uno solo dei quali minore. Tutti hanno richiesto asilo e sono stati accolti nella ex caserma Cavarzerani per Triace, quarantena. Per il nuovo anno scolastico che partirà a settembre, non tutte le cattedre della scuola secondaria saranno coperte in maniera stabile. Lo rileva la CISL Scuola FVG dopo aver incrociato i dati tra i numeri dei posti disponibili per il concorso straordinario e gli elenchi di chi lo ha superato. Per il sindacato sono preoccupanti i risultati delle prove scritte, con un alto numero di docenti precari della nostra regione che non ha raggiunto la valutazione minima prevista dal bando e numerosi candidati che hanno superato la prova con il risultato minimo
minimo previsto. Tra l'altro si tratta di docenti che hanno alle spalle almeno 6-7 anni di precariato, dei quali il sindacato è certo per quanto riguarda la preparazione. Proprio la scuola secondaria, dopo 2 anni di attività didattica a distanza, ha bisogno di poter partire a settembre con organico stabile. Il sindacato chiede di avere un piano straordinario di assunzioni che valorizzi il servizio svolto con professionalità e passione dai tanti bravi docenti precari di ogni ordine di scuola della nostra provincia. Settembre alle porte, le decisioni politiche vanno prese subito. Cantieri aperti nelle scuole elementari di Tarcento per la messa in sicurezza della struttura, che è risultata non a norma rispetto alle normative antisismiche. Le opere termineranno entro l'anno e hanno richiesto uno sforzo economico di 1 milione di euro. Pienamente operativo il cantiere di messa in sicurezza alla normativa antisismica delle scuole elementari di Viale Matteotti a Tarcento. I lavori, che termineranno entro quest'anno, sono stati finanziati da un fondo di 1 milione di euro transitato attraverso la comunità di montagna, la ex Suti, erogati dalla Regione. Le opere hanno permesso comunque ai 230 alunni di continuare le lezioni, sebbene con qualche piccolo disagio. Il cantiere prevede in particolare la messa in sicurezza delle scalinate interne ed esterne, i locali della palestra e le fondamenta nella parte della facciata principale in questo momento, quella che si affaccia su Viale Matteotti. I lavori sono stati avviati a seguito di un monitoraggio eseguito per volontà dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Mauro Steccati per il controllo di tutti gli edifici pubblici per verificare la loro conformità alle attuali normative antisismiche. Sono centinaia le persone che lo scorso fine settimana hanno preso parte alle giornate del FAI di primavera a San Vito al Tagliamento. La famiglia Altan si ritrova in questo periodo a partire dalla fine del XIII secolo, sono di ascendenza germanica, si trovano qui con il patriarca di Aquileia. Il palazzo in cui ci troviamo risale circa al 400 per quanto riguarda la parte centrale, la villa veneta vera e propria, ma già le prime strutture si individuano a partire dal 1200, quindi le cinta murarie e la famosa Casa del Pozzo, la prima parte. Il fascino di Palazzo Altan io direi che è, oltre alla stratificazione storica, perché come vi dicevo è proprio la sovrapposizione di tante strutture diverse e anche ristrutturazioni molto recenti, risalenti al secolo scorso, anche la bellezza dei suoi interni. Le 3 sale sono molto differenti l'una dall'altra, ma nessuna è più grandiosa delle altre, ecco, i suoi affreschi sono una cosa veramente particolare. E gli ultimi proprietari, la famiglia Rota, cedono il palazzo durante il secolo scorso al Consiglio Comunale, quindi oggi è un luogo di lavoro, e che luogo di lavoro, ed è costantemente frequentato dai lavoratori del comune, il sindaco e le persone che hanno bisogno di usufruire dei servizi, insomma. Abbiamo, oltre al giardino all'italiana sul davanti, un grandissimo parco di ispirazione tardoromantica sul retro. Gli elementi sono molto diversi, vari fra di loro, abbiamo la vasca delle ninfee, tantissime varietà arboree e anche insomma di alberi, piante diverse, e anche un elemento interessante che è il rifugio della Prima Guerra Mondiale, oltre che frammenti delle mura medievali. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione, buona giornata.